piace tantissimo poi il Trinche, quello che hai scritto del Trinche, per la frase di Maradona, il titolo è Lo stupore dei tacchetti. Senti Savino Zabba, a te che piace moltissimo il calcio, mi ascolto con grandissima attenzione. Poi lascio parlare naturalmente Rosario Esposito La Rossa, autore di Eterni Secondi, Perdere un'avventura meravigliosa, Einaudi ragazzi. A un certo punto c'è una conferenza stampa, no? Il giornalista chiede a Maradona: lei è il miglior calciatore della storia di Rosario? Maradona giovane, immagino. Maradona lo interrompe e dice: no, il miglior giocatore ha già giocato a Rosario, è El Trinche, il suo nome è Tomas Karlovic. Ci dice l'autore perché di questa esternazione di Maradona ce ne parla Rosario Esposito La Rossa. Prego Rosario. Sì, Karlovic è un mito ancora oggi, è vivente, insomma, di questa persona di cui non abbiamo video, quindi ci fidiamo di quello che dice la gente. Si sa pochissimo di Karlovic, infatti. Sì, però la gente pagava il doppio biglietto o voleva il risarcimento se Karlovic non giocava, uno che veniva pagato per fare il doppio tunnel. Cioè non poteva essere espulso. Assolutamente, questo è uno dei miti. C'è questa famosa partita che è una rappresentanza di calciatori di Rosario, detto Rosarini, sfidano la nazionale di Cup che poi vincerà i mondiali nel 78. Al primo tempo sono 3-0 per la rappresentativa di Serie B Argentina, e il CT della nazionale argentina va negli spogliatoi e dice a questo mister di questa rappresentativa: togli subito a questo numero 5. Lui viene convocato in nazionale, ma siccome amava pescare nel tragitto da Rosario a Buenos Aires, si ferma lungo un fiume e pesca così tante trote che se ne torna a casa. Pazzesco. Io ho scritto questa storia perché un giornalista alla fine della sua carriera dice a Karlovic, testuali parole, dice: lei in fondo non è arrivato, non ha tanti soldi, non ha giocato in Serie A Argentina, non ha vinto niente, e lui dice queste parole meravigliose, dice: che significa arrivare? Io volevo soltanto giocare a calcio, stare vicino alla mia famiglia e pescare, e guarda caso tutte queste cose si trovavano nel mio barrio, e credo sia bellissimo in una società dove oggi i ragazzini vogliono per forza arrivare, vogliono per forza guadagnare 3.000 euro all'ora come super calciatori, dire che si può star bene anche amando la propria terra e le proprie persone. Per questo ho deciso di chiudere il libro con questa storia. Chi meglio di un napoletano come Rosario Esposito La Rossa può capire Karlovic.